Buonasera e benvenuti dal centro sportivo Rosolino Lo Cicero. Oggi si gioca la 9ª giornata del campionato juniores under 19 provinciale, girone B fra Delfini Sporting Arenella e Athletic Club Palermo, ospiti degli Athletic Club oggi in maglia bianca, Delfini in maglia azzurra e a strisce bianche e blu. Andiamo a leggere rapidamente le due formazioni. Delfini che si schierano con Faso in porta, poi Giambona, Baudo, Alberelli, Mongiovi, Cassata, Natale, Riggio, Agrestini, Sirchia e Orlando. Allenatore è De Domenico Giuseppe, il capitano è il numero 8 Cassata. Gli Athletic Club Palermo invece ospiti di oggi che si schierano con Di Martino in porta, poi Lanza, Tarantino, Arcoleo, Martino, Fiore, Di Giovanni, Viola, Busardo, Clemente che è il capitano ed il numero 10 e poi Anania. Aspettiamo sicuramente un grande match, ospiti secondi in classifica che guardano la vetta molto da vicino se la vogliono andare a prendere. Padroni di casa invece sesti in classifica, devono raddrizzare un po' questo inizio di campionato. Vediamo chi andrà a giocare il primo pallone del match, probabilmente l'Athletic Club che è già col suo capitano Clemente sul pallone. Attaccano da sinistra a destra gli ospiti, da destra verso sinistra i padroni di casa. Condizioni del campo non perfette viste le ultime piogge cadute su Palermo in questi giorni, molto pesanti. Si cambia già probabilmente il pallone. Busardo forse ha notato che non è proprio dei migliori. Niente, anche questo non va bene. Abbiamo già iniziato male, nessun pallone va bene oggi. Ok, adesso il pallone va bene, si può cominciare questo match fra Delfini e Athletic Club Palermo. Primo pallone giocato da Busardo e si comincia col lancio subito di Capitan Clemente dall'altro lato, dove si è già fatto trovare il Riggio attento a spazzare. Poi Natale sull'occhio di sinistra ad alzare il pallone, si lotta a centrocampo, Busardo sponda, sempre il numero 9 a lottare, tanti rimpalli, mette un po' d'ordine. Arcoleo che prende il primo fallo della partita. Batterà Lanza che ricomincia il suo centrale difensivo, palla lunga per Busardo a lottare ancora e i Delfini a recuperare, poi con la testa palla lunga per Clemente, spalla alla porta, tocco per Arcoleo, si gira il pallone, Fiore, palla lunga per Busardo, niente da fare e allora Arcoleo, lancio lungo di destra, si impegna, il cross al centro di Giovanni per Busardo, esce Cassata col pallone per Natale che non prende fallo e perde anche la rimessa laterale che conquistano gli ospiti. Lancio lungo di Natale per Orlando che si impegna, va a fare la lotta, vediamo se vince anche il rimpallo. Sì, guagna rimessa laterale la punta dei Delfini.
va Mongiovi a battere il fallo laterale. Vediamo se cerca la palla lunga per Cassata, invece per Orlando, e forse prende un colpo, sponda di Clemente per Busardo, però imprendibile. C'è Agrestini che ha già ricominciato Terrigio, che poi rischia, lancio lungo di Baudo, mette ordine Clemente con la testa dietro di lui, è arrivato bene il capitano dei Delfini. Poi la palla in qualche modo arriva a Clemente, finte sul lato di sinistra. Era bella l'idea, meno la realizzazione. È ripartito Cassata che va a lottare contro Arcoleo, fa fallo il capitano numero 8 dei padroni di casa. Quindi calcio di punizione viene battuto all'indietro per Martino, avanti di Giovanni, tocco Busardo, scambia i due, avanza il numero 7 trattenuto, non c'è niente secondo il direttore di gara che era lì vicinissimo, quindi è rimessa laterale per i Delfini. Batte sempre Mongiovi qui sul lato di sinistra, cercare Cassata, l'ha presa Martino, poi Busardo, non c'è fallo di mano, voleva saltare Mongiovic, Natale è passato comunque Busardo al limite, ha tentato la conclusione il Capitan Clemente, l'ha messa alta però, ma qui Busardo aveva fatto una bella giocata. Ovviamente il campo non ha aiutato la chiusura difensiva di Mongiovi e di Natale, che ovviamente hanno avuto vita complicata col rimpallo vinto da Busardo, che era passato. La Cassata, scarico, ancora il capitano dei padroni di casa, Orlando, arriva Arcoleo, tocco di Busardo, la palla è rimasta però troppo sotto a Clemente e allora ancora Arcoleo ricomincia da Martino, sempre lui a guardare avanti, la palla arriva di Giovanni, Mongiovi con la testa sopra di Giovanni, chiudere in rimessa laterale e allora va Lanza, ha chiuso Cassata, anche Mongiovi, poi Arcoleo lotta con Orlando, ancora Arcoleo, prova il tunnel, è passato in qualche modo con rimpallo, la palla arriva in qualche modo a Lanza e guadagna la rimessa laterale, palla lunga per Busardo che va sempre a fare la lotta, non è facile contro Alberelli e Agrestini, si trova solo attaccante numero 9, poi Busardo sempre lui a recuperare, ancora a tirare la maglia Mongiovi che però esce in qualche modo, poi Lanza ha recuperato, palla alzata per l'inserimento di Busardo, voleva la palla dentro per il numero 9, il terzino numero 2 Lanza, era anche bella l'idea, Busardo però non si è inserito, poi Arcoleo prende campo, bella palla dentro per Di Giovanni, si fa trovare pronto Faso e dice no al vantaggio dell'Athletic Club Palermo, bella, bellissima la palla verticale di Arcoleo, idea fantastica, poi Di Giovanni a tu per tu con Faso doveva e poteva sicuramente far meglio, batte Clemente calcio d'angolo, palla dentro Busardo, sempre lui probabilmente a toccare, sempre lui il più pericoloso dei suoi. Batte Faso, corto Agrestini,
Cassata, spalla la porta, palla difficile per Mongiovi che comunque la gestisce bene, prende campo il 3, Arcoleo lo ferma, tunnelizzato Cassata, palla per Di Giovanni, due grandi giocate già di Arcoleo fino a questo momento. Cassata, va il numero 8 fermato da Viola che ha riconquistato, poi Di Giovanni, Clemente voleva lo scambio con Busardo di prima, poi Natale, Orlando, tocco, lancio lungo all'altro lato che voleva essere per Giambona, la palla comunque era troppo complicata, poi Sirchia ha toccato, palla sbagliata, Viola fermato da Cassata, se n'è andato il capitano dei Delfini. Bella la giocata del numero 8 che è entrato in percussione in mezzo alle maglie bianche degli ospiti e ha guadagnato un bellissimo fallo anche per far respirare un po' i suoi che in questi primi minuti di gioco avevano rischiato tanto le percussioni avversarie. Punizione che andrà a battere Natale. 3 in barriera per Di Martino. Fischia l'arbitro. Palla fuori dal campo. Bruttissima la conclusione del numero 10 che forse si è coordinato un po' male. Doveva metterci più precisione e meno potenza sicuramente. E allora riparte l'azione dell'Athletic Club con Martino che ha rischiato tanto sul liscio di Cassata, poi Mongiovi ancora per Cassata, insomma era Orlando, lancio lungo, allora vogliono salire gli Athletic Club ma Crestini stoppa bene, serve Mongiovi, la palla non rimbalza, fallo fischiato a Clemente. Batte Baudo, palla complicata per Cassata in mezzo a due perché Arcoleo ha capito tutto, poi Lanza con la serie di Giovanni, c'è Mongiovi, la palla arriva dall'altro lato per Sirchia, gioca palla a Riggio, non c'è fallo, secondo il direttore di gara ha recuperato Anania con l'aiuto di Viola, poi Busardo trattenuto da Alberelli che ha fatto fallo. Andrà a battere Clemente, capitano numero 10 specialista, tutti i calci piazzati dell'Athletic Club Palermo, che prima ha battuto primo calcio d'angolo per i suoi, salgono le torri, sono saliti Martino e Fiore, i due centrali difensivi, il numero 5 e il numero 6. Batte Clemente, cross dentro con la testa, deviazione, poi si è buttato in rovesciata Anania, ci ha provato, ha colpito anche un avversario, riparte Orlando in contropiede, fermato bene da Tarantino e poi però perde il rimpallo e non guadagna rimessa laterale. Batte Riggio, angolina per Sirchia con la testa, Tarantino l'ha tenuta in campo. Comunque rimessa laterale per i bianchi, se n'è impegnato anche Giambona. Tarantino per Anania con la testa, Busardo sempre a lottare contro Alberelli, stavolta però la punta non guadagna rimessa laterale, Riggio lungo per Orlando, spalla alla porta contro Fiore, ancora Orlando, tocca per Sirchia, ha fatto fallo però Fiore. C'è quindi calcio di punizione per i padroni di casa. Bene, in questa occasione Orlando a far da pivot là davanti, sbaglia tutto, però
Difesa dei Delfini, in questa occasione Baudo ha regolato palla, Busardo e ripartire. Di Giovanni si sovrappone, servito adesso, lo pressa Mongiovi. Di Giovanni prende il centro del campo, scarico di Clemente, poi Arcoleo per Lanza e cross al centro, preso in pieno Mongiovi, sarà calcio d'angolo per gli Athletic Club che sono usciti alla grande da questa azione tutta di prima. Clemente per Arcoleo, di prima per Lanza che ha messo il pallone dentro, ha trovato la deviazione di Mongiovi. Calcio d'angolo, batterà sempre Clemente. Batte il numero 10 dentro, secondo palo, palla deviata, Arcoleo spara alla porta, non può calciare e spazza la difesa dei Delfini. Poi Tarantino se la allunga, ha chiuso il Riggio, vince il rimpallo Tarantino, è passato in qualche modo il numero 3, va ancora lui, out di sinistra, cross Baudo, stop e spazza. Poi ha toccato Viola, arriva Fiore, Tarantino, la tengono in calma gli atleti. Canania, Fiore voleva cambiare, la palla arriva ad Arcoleo, limite dell'area, non calcia, voleva servire Clemente. Non si sono capiti però i due. Mongiovi ferma tutto, come sempre Arcoleo che mette tantissimo ordine. Per Martino, Di Martino per Martino. Lancio lungo per Busardo, fermato bene da Alberelli, poi Agrestini ha spazzato anche Sirchia. Si impegna Giambona, Tarantino lo mangia, Anania di sinistra la tiene in campo, vuole andare sul fondo, è passato, forse anche toccato, ha chiuso col rischio Riggio, che sarebbe potuto cadere Anania in area di rigore, sarebbero stati guai per i padroni di casa. Cassata vuole la palla lunga, Baudo lo ascolta, almeno fa finta, poi batte corto per Mongiovi. Punta di Giovanni, passa Lanza, la palla non è uscita, è passato Mongiovi col rimpallo strattonato, non c'è fallo secondo il direttore di gara. E allora Arcoleo, Busardo sempre spalla alla porta contro Alberelli, poi spazza Cassata e Martino ricomincia dal suo portiere. Alla difficile di Martino per Martino che spazza, poi Busardo sempre lui sulle seconde palle a lottare e a toccare per Clemente, bel lancio all'altro lato per Anania che è scattato in posizione regolare secondo il direttore di gara, puntato Riggio, saltato da Anania, ancora Anania, vediamo se mette dentro, sì. C'è Di Giovanni che si è inserito, poi ancora Anania e Riggio a lottare, stavolta Riggio alla meglio, Giambona, Orlando a mettere il corpo, vediamo se cambia gioco, guadagna calcio di punizione, voleva battere subito Sirchia, ha fintato. Batte Baudo, calcio di punizione. Va corto per Riggio, lo pressa Anania e sta laterale. Batte Riggio, Tarantino, poi ancora Riggio, Tarantino copre sul pressing di Giambone, la palla sbatte sulla bandierina, non è uscita, adesso sì, Anania con la testa, Baudo, tocca per Orlando che si gira, vince il rimpallo, è passato, palla dentro, Natale al limite dell'area, non si capiscono
con Cassata che aveva toccato il pallone al limite dell'area. Poi Arcoleo, esce sempre lui, palla al piede, incredibile fino a questo momento la partita del numero 4. Clemente alza il pallone alle spalle di Mongiovì per Di Giovanni che lo pressa. Vince Mongiovì, comunque il rimpallo, poi Lanza, ancora Mongiovì per Natale, ancora Mongiovì. Orlando ha tanto spazio, fa scorrere, stavolta non era attaccato a lui Martino, ma non se n'era reso conto Orlando che aveva tanto spazio. Poi Baudo alza il pallone ancora per Orlando, sempre a far la lotta, Martino lo mangia, che è andato benissimo e poi ha toccato con la mano di difensore centrale dei Delfini. Busardo aveva fatto una bellissima giocata in questa occasione, si era girato bene, poi rimessa laterale per gli Athletic Club. Palla dentro per Clemente che tocca, si è inserita Anania. Non c'è fallo secondo il direttore di gara. Di Giovanni è passato, c'è Natale che deve cercare di non regalare il calcio d'angolo e ce la fa. Poi lotta Orlando con Lanza. Rimessa laterale Palermo, Di Giovanni dentro, Anania si impegna, poi cerca le finte su Riggio, mette dentro il cross. Cassata bene, allarga per Sirchia, alza il pallone per Giambona, punta Tarantino, tocco per Sirchia, Tarantino ancora a chiudere, poi forse fa fallo su Riggio, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Di Giovanni a ripartire, tocco per Clemente, si impegna Clemente, salta il diretto avversario, non Riggio, poi ancora a pressare Alberelli, poi Riggio, ancora Clemente, la palla arriva a Faso che tocca subito per Mongiovì. Lanza ha capito tutto, lottano il 2-3, non c'è gamba tesa, va Busardo, forse toccato, è passato il 9, si impegna, Cassata, ha chiuso bene. Rimessa dal fondo per i Delfini. Mongiovì, lancio lungo. C'è arrivato Orlando? No, secondo il direttore di gara. Rimessa laterale per i bianchi allora. Non si sblocca ancora il match, ma l'Athletic Club ha avuto qualche occasione importante, soprattutto quella con Di Giovanni. Clemente forse alza troppo la gamba su Mongiovì e poi fallo di mano, quindi punizione offensiva per i Delfini. Batte sempre Baudo. Due in barriera per Di Martino. Va Baudo, palla dentro, tiro cross, è uscito Di Martino, rimpallo. Carica sul portiere, aveva segnato Alberelli. È stato fischiato fallo su Di Martino, che aveva toccato, ovviamente aveva afferrato in precedenza il pallone
Poi carica di Alberelli che aveva fatto l'1-0 per i padroni di casa, ma si riparte con punizione per gli Athletic Club. Lancio lungo di Martino, Mongiovi con la testa, Di Giovanni a lottare contro Riggio, palla che arriva a Baudo che sbaglia, la palla allargata per Giambona. Più alti, più alti, più alti. Tarantino, c'è il tocco di Busardò e la palla è arrivata a Cassata e allora riparte Giambona, scappa all'indietro a difesa di Athletic Club, la palla per Cassata, area di rigore, finta, mancino, forse è stato anche toccato fallosamente Cassata da Tarantino, mancino poi allargato, strozzato troppo, più che strozzato forse svirgolato. La palla è terminata completamente fuori dallo specchio della porta di Di Martino. Batte corto, veloce per Fiore, lungo per Busardò, la presa con la testa Baudo, fa anche Di Giovanni, arriva Agrestini, Sirchia a lottare, vediamo se la conquista lui, sì, rimessa laterale per i Delfini. Riggio, Giambona ha preso il colpo di tacco, triangolo chiuso con Orlando, bene Giambona che poi ha pensato a una conclusione, quella che arriva però troppo docile tra le mani di Di Martino. Lancio lungo di Di Martino, Mongiovi sul pallone, prova lo stop, ha capito tutto Anania, ma c'è Mongiovi, Fiodora sta facendo veramente una bella partita, Natale lungo, c'è Fiore, stop e lancio lungo, a lottare Busardò, stavolta ha fatto fallo Alberelli. Si è attaccato troppo all'attaccante degli Athletic Club. Batterà il solito Clemente. Batte Clemente, morbida dentro con la testa Mongiovi, poi al volo si coordina Di Giovanni e arriva Baudo a spazzare. Tarantino saltare Giambona, Di Giovanni avanti, Lanza si impegna, spazza Natale, Fiore con la testa, Clemente a scorrere, la palla arriva ad Anania che si impegna, mette giù, non c'è fallo di Baudo su Anania. Fiore, Di Giovanni, spalla alla porta, il problema di girarsi, vince il rimpallo con Riggio, rimessa laterale per gli Athletic Club. Tarantino, Clemente col tacco, bella giocata. Di Giovanni voleva, anzi no, Busardò voleva anche lui il colpo di tacco per Clemente, palla però non passa. Busardò, tocco, Tarantino, mette sul mancino, 1 e 2, cross, palla per Anania, poi Clemente arriva al volo di Giovanni, adesso sì, Paso si accascia e la fa sua con tranquillità. Mongiovi, Natale, sbaglia la palla, Arcoleo, Lanza, Anania, hanno provato il triangolo a 3, Anania, Arcoleo e Lanza, la palla però non è passata, Busardò, ancora Arcoleo a recuperare, bella la palla di Giovanni, è passato Di Giovanni,
Vanno avanti gli ospiti, va avanti l'Athletic Club Palermo col gol di Di Giovanni, imbeccato benissimo da Arcoleo che ha dato una palla sensazionale come già fatto nei primi minuti del match, sempre nei piedi di Di Giovanni, che stavolta non ha graziato Faso e ha messo dentro il gol dell'1-0, scattato in posizione regolare il numero 7, che aveva da pochi minuti, secondo le direttive del mister, scambiato la posizione con Anania. Si è messo a sinistra e ha fatto il gol dell'1-0 con un bellissimo inserimento. Athletic Club Palermo in vantaggio. Adesso i Delfini attaccano subito a testa bassa per cercare di andare a pareggiare il match, ma c'è di nuovo Di Giovanni sul pallone, saltato il diretto avversario Clemente, saltato ancora, contropiede ghiottissimo per gli Athletic Club. Clemente, palla per Busardo, probabilmente in fuorigioco. Qui Clemente doveva sicuramente far meglio, forse non doveva calciare e servire il suo compagno, invece ha calciato, ha preso il rimpallo, poi la palla è arrivata sui piedi di Busardo sul passaggio di Clemente soltanto quando il numero 9 era in fuorigioco. Qua Mongioviva a lungo, c'è Martino, arriva Cassata a recuperare, Natale prova il tacco, capito tutto, Lanza, Arcoleo, sempre lui a mettere ordine, il numero 4 si infila in mezzo a due maglie avversarie e ne esce alla grande. Di Giovanni, palla avanti, stavolta sbagliata, Baudo sbaglia anche lui, Tarantino, lungolinea Busardo, sempre a fare la lotta con Alberelli, è passato Tarantino, sovrapposizione clamorosa del numero 3, ancora Tarantino, vediamo se calcia, sì! Paratona di Faso, calcio d'angolo Athletic Club, ma come era passato il numero 3 che però davanti a Faso si è fatto ipnotizzare, doveva forse mettere la palla dentro perché c'erano due suoi compagni completamente soli. Ha rischiato il doppio vantaggio l'Athletic Club. Batterà come sempre Clemente. Il numero 10 dentro, è arrivato al volo fiore, ci ha provato il numero 6. Chiama i suoi a una maggiore concentrazione Faso, perché Fiore era completamente solo in area di rigore. Prende campo Baudo, lancio lungo, Sirchia, poi Lanza a spazzare, Busardo a metterla giù, Baudo con raddoppio prende e spazza il pallone su Tarantino, sombrero su Giambona, poi lancio lungo deviato proprio dal numero 91. Non si capiscono Tarantino e Di Giovanni. Ha recuperato la palla ai Delfini, Giambona è passato, palla all'indietro, non si è inserito Natale, è arrivato Arcoleo, poi arriva Anania, bella giocata, Arcoleo, triangolo fra i due, riparte Anania, giocatone dell'11, ancora Anania, voleva servire Busardo ma ha recuperato Anania su Mongiovia, Anania calcia, parata di Faso. Però ancora una volta in questa occasione forse gli Athletic Club dovevano essere meno egoisti, più altruisti nel servire il compagno, perché erano in superiorità numerica almeno 2-3 volte nei contropiedi. Ha voluto calciare però Nani, ha trovato Faso attento, Clemente mette dentro, Busardo con la testa, poi arriva Di Giovanni che mette dentro
C'è Sirchi a spazzare, poi Natale, arriva Fiore, palla alzata, Nania con la testa, Busardò, stop, Alberelli e Agrestini, poi Clemente, limite dell'area, calcia lui, colpito in pieno di Giovanni, ancora Clemente, non calcia, serve di Giovanni, finta, calcia lui, un tiro cross, non riescono più a uscire però adesso i Delfini, palla ancora regalata a Di Giovanni che mette dentro, spazza via Mongiovi e allora Fiore, in percussione, Fiore calcia. Bella l'azione del numero 6. Ne ha saltati 2. Gli Athletic potevano tranquillamente già essere sopra di 2. Hanno sprecato veramente 2 buonissime occasioni. Cassata, spalla alla porta, non si gira perché ha recuperato Arcoleo, poi Anania inciampa sul pallone, arriva Sirchia, poi Natale, ancora Sirchia, stop, c'è Viola, Arcoleo, mette ordine, serve Martino, palla alzata, Lanza, stop e si gira, ancora Lanza, pressa Natale, va il numero 2, fermato. Busardo, tocco Clemente, Baudo, guadagnato, rimessa al fondo. Mongiovi, sale il 3, pressa Anania, rimessa laterale, passata, voleva la palla per Orlando, è arrivato Arcoleo, ancora lui a lottare, vediamo se la perde stavolta, sì, Orlando, arriva poi Martino che guadagna fallo in attacco. Avanti, qua, più basso, più basso. Va proprio Martino a battere. Lunga, Mongiovi a stoppare, Arcoleo a pressarlo, Natale avanti, lancio lungo di Fiore, poi il riggio di Giovanni per un attimo, Baudo e poi Agrestini. C'è una cassata incontro, ha capito tutto Arcoleo che lancia lungo per Busardo, si impegna Anania, Agrestini in qualche modo passa. Poi Mongiovi all'avanti, Orlando, stop, non c'era in pallo, Natale, passato in qualche modo, tocco per cassata, che il capitano cambia tutto per Giambone, non si sono capiti i due però, ha intercettato Di Giovanni che è passato in qualche modo, poi Clemente, Lanza sull'out di destro, Anania, doppio passo, Clemente alza il pallone per Busardò che fa fallo su Alberelli. Batte Agrestini, è arrivato Arcoleo, Martino esce palla al piede, si prende qualche compito offensivo il centrale degli Athletic Club e guadagna un'ottima rimessa laterale che andrà a battere con tutta calma Tarantino. Clemente incontro, tacco, la palla è passata di Giovanni, si è inserito alla grande, aveva anticipato l'intervento di Faso,
Ha rischiato tanto qui il portiere dei Delfini. Mongiovi, lungo linea, cassata, non tocca per Natale, vince Arcoleo e rimpallo come sempre. Aveva toccato per Busardo, capito tutto Mongiovi. Riggio dall'altro lato. Mischia sul pressing di Di Giovanni, esce in qualche modo Riggio che tocca il pallone. Tarantino ha provato le giocate. Ancora Tarantino che lotta, poi il rimpallo, Sirchi a spazzare. La palla arriva sempre in qualche modo a Tarantino. Stavolta perde il contatto col pallone, Orlando, poi Viola. Arcoleo, gira tutto. Fa finta di servire il suo terzino Martino, va dal suo portiere. Di Martino. E poi serve Arcoleo, ancora Martino. Lungo per Busardò. Tocco per Arcoleo, fallo di mano di Alberelli. Giallo per Alberelli. Ale solo! Ma pure Tarantino rimani! Tarantino, chiamalo pure! Rimani! Andrà Arcoleo sul pallone. Sinistra! Orlando! Sinistra! Batte Arcoleo stavolta, palla dentro. Con la testa Alberelli che è appena stato ammonito. Poi Orlando, tocca per Giambona che voleva passare, l'ha fermato Arcoleo. Poi Fiore, Arcoleo, è salito Fiore, non viene servito. Clemente, ha provato lui a servirlo, c'è Mongiovi che passa in qualche modo, ha preso un colpo Clemente, non c'è fallo. Poi Mongiovi cambia tutto per Riggio. Tarantino a chiudere. Rimessa laterale dei Delfini. Baudo è passato su Di Giovanni, ancora il numero 6, palla alzata per Orlando e c'è Martino. La palla arriva a Natale. Tarantino chiude bene. Si è inserito Riggio, Di Giovanni fa buona guardia anche difensiva per 2 volte. Baudo tocca solo per un attimo, poi Busardo. È arrivato Mongiovi, colpito in pieno. Arcoleo, la palla arriva a Di Giovanni che voleva cambiare tutto. Poi Busardo ha provato il colpo col tacco per Viola. Non c'è fallo secondo il direttore di gara. Arcoleo si è allungato troppo il pallone. È uscito bene Agrestini. Lo pressa Viola. Un fallo. Batte subito Agrestini. Cassata. Giambona, tocco di Arcoleo, si lotta e come sempre ne esce vincente Arcoleo. Se ne va Nania, saltato Mongiovi che lo recupera. Ancora Nania però si impegna, vince il rimpallo per un attimo, la palla arriva da Clemente. Busardo, c'è Baudo, bella giocata. Fatto buona guardia però Lanza che ha guadagnato fallo. Calcio di punizione per gli Athletic Club che possono buttare il pallone dentro. Mattia, vai in aria. Palla dentro con la testa Mongiovi. C'è poi Natale che prende campo. Palla che arriva ad Orlando. È passato. La pressa
Tarantino, spallata potente, forse un po' troppo. Io sta a terra al collega. Prende adesso il gioco, si è rialzato Arcoleu, Baudo ha già regalato la palla agli avversari, riparte viola, palla per Di Giovanni, si ferma, vuole cambiare tutto per Anania, Agrestini ha chiuso, palla che arriva a Clemente, stop e tiro, la posizione è veramente impossibile, poi Di Giovanni, Tarantino, pensa un attimo e poi regala il pallone però a Sirchia che la mette giù. Natale mette ordine, numero 10, incontro, anticipo secco di Martino, palla arriva a Mongiovi, linea ha chiuso, Agrestini, Baudo, Zambona non si gira, vince il rimpallo, passa soltanto per un attimo, rimessa laterale del Fini. A Mongiovi con le mani, Arcoleo e Lanza non si capiscono, la palla arriva ad Orlando, lo ferma Fiore e poi lancia su Anania che stoppa, si gira e ha tanto spazio per pensare, ancora Anania, voleva il pallone lungo per Di Giovanni, poi Mongiovi vuole partire il numero 3 e trattiene Busardò, fallo tattico del numero 9. Baudo va a lungo su Natale ma regala la palla a Di Giovanni che riparte, saltato proprio Baudo, ancora il 7, l'autore del gol, palla per Anania, stop destro, scordinato però, mette fuori il pallone, bella l'ennesima percussione di Giovanni, l'uomo che per ora sta decidendo questo match. Vieni, Robby! Passata, finisce qui il primo tempo, 1-0 Athletic Club Palermo sui Delfini. Ci rivediamo fra pochissimo al secondo tempo. Prova ad approfittarne il giocatore con questa palla in proposito da parte di Todaro, cercare Stabile che la mette in mezzo, opportunità ghiotta per il Purgatore con Spano che da due passi non riesce a spingere il pallone verso la porta. Anzi va Alfieri, il pallone tagliato, la parata fischia l'arbitro, parte Jantos, il pallone in mezzo e il colpo di testa di Torres che va vicinissimo al gol dell'1-0. Cisone avanza, Cisone, pallone dentro, cercare Todaro,
Manca il primo aggancio, poi mette questo pallone in mezzo e il Purgatore ad un passo del gol dell'1-0. Ora per Torres per Altieri, prova a rientrare Altieri, Jantus, pensa alla conclusione, Grimaldo del Monaco, poi Gallo, il pallone provato a cercare Grandis, mette il pallone, 1-0 di Torres, Santiago Torres, la super giovane calciatore avanti, alla mezz'ora, il grido del Cianci, abbiamo usato frequentemente per non salvarsi bene, intanto il pallone proprio di Torres e il Cianci 2-0. Santiago Torres, l'urlo del Cianci, il raddoppio della super giovane Castelbuono. Doveva giocarla ancora il Fulgatore, Razak, buona qui l'apertura, Spano, la palla che si perde al lato, Diallo, pallone per Pardo, c'è Diallo, posizione regolare, Diallo, palla al lato, fischia l'arbitro, parte Razak, telefonata per Spangone. Si arbitro, parte Cirrone, il colpo di testa, gol del Purgatore, la riapre Todaro, gol del Purgatore al 70°, la tranquillità più possibile. Calcio d'angolo, parte lo spiovente, il colpo di testa e poi il palo clamoroso di Pardo, poi Suarez prova il pallone più fondo, buona opportunità per Pardo da battere Belecco, cambia con Jantus che vuole tenerla vicino alla bandierina, Jantus va via e poi 3-1, Grandis mette lui il punto esclamativo, Laureano Grandis, ma qui è stata una grande invenzione da parte di Jantus, conosciamo tutti le sue potenzialità ormai, nuovo play del Fulgatore, intanto Jantus va a cercare profondità Diallo può andare in porta, Diallo mette il pallone in mezzo, Pardo, esterno della rete, Pardo ad un passo del gol, in spaccata. Mister Bognanni, mister 2024 che inizia a sorridere per la super giovane Castelbuono che parte in discesa vincendo per 3-1 contro il Fulgatore. Che partita è stata? Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché dopo la ripresa, dopo quasi 15 giorni fermi, ci poteva essere qualche alto e basso. Invece la squadra ha fatto un grandissimo primo tempo, siamo andati in vantaggio del primo gol, poi abbiamo fatto il secondo gol, potevamo fare il terzo. E il primo tempo l'abbiamo gestito abbastanza bene, anche se loro hanno avuto due contropiedi, però abbiamo avuto tantissime occasioni da gol. Poi il secondo tempo, i primi 20 minuti, poi c'era questo vento contro, ci siamo abbassati, abbiamo preso il 2-1 e lì un'altra squadra si sarebbe un pochettino distrutta. Invece noi ci siamo alzati di nuovo, ci siamo ricombattati, abbiamo alzato il baricentro, abbiamo incominciato e ritornato a costruire e poi siamo andati sul 3-1 e lì la partita è finita. I meriti vanno tutti ai ragazzi che stanno facendo un grande lavoro, perché io voglio ricordare che questa è una neopromossa, noi siamo come sulla carta il Fulgatore, come l'Accademia Trapani, come l'Aspra, come la Folgore, e stiamo facendo qualcosa di strepitoso. La classifica in questo momento non la guardiamo perché abbiamo un percorso di crescita importante davanti, abbiamo 3 partite in 15 giorni, ora domenica abbiamo una partita difficilissima in casa della Folgore che come noi ha l'obiettivo della salvezza. Ripeto, il nostro obiettivo è la salvezza, testa bassa, umiltà, i meriti vanno ai ragazzi, i meriti vanno anche alla dirigenza che non ci fa mancare nulla, anche per loro è il primo anno in eccellenza, quindi stanno facendo qualcosa di importante, finalmente giochiamo in casa. Un plauso importante lo voglio fare, un ringraziamento importante lo voglio fare pure al direttore sportivo Ivano Vetere che abbiamo costruito questa bella realtà, questo gioiello nel mercato di agosto, poi abbiamo puntellato un po' a dicembre e quindi merito vanno a loro.
Mister, Torres è uscito nel primo tempo, ci può aggiornare sulle sue condizioni? Sì, ha avuto un affaticamento, è uscito per precauzione. Io penso che già martedì alla ripresa sarà a disposizione. Quindi cercheremo di lavorare tutti, cercheremo di essere tutti presenti. Ripeto, abbiamo partite importanti davanti, abbiamo Folgore, poi andiamo con l'Accademia Trapani, un altro scontro diretto e poi avremo questo sogno, questa finalissima che ci siamo conquistati sul campo con tanti sacrifici, che è la finale di Coppa Italia il 24 a Barcellona. Quindi abbiamo un periodo importante, testa bassa, umiltà, lavorare sul campo e fare parlare gli altri. Noi dobbiamo pensare a lavorare, quindi dobbiamo cercare con la fame, la grinta, la cattiveria di raggiungere il nostro obiettivo, che ripeto ancora una volta, che è la salvezza. Noi non abbiamo altri obiettivi, dobbiamo arrivare il prima possibile a questi 40 punti. Ripeto, la classifica non la guardo, e detto questo voglio augurare anche ai miei ragazzi di continuare a lavorare così, perché abbiamo un grande gruppo. Grazie mister, in bocca al lupo. Crepi il lupo, un abbraccio a tutti i tifosi della Super Giovane Castelbuono. Siamo qui con Santiago Torres, attaccante della Super Giovane Castelbuono, bomber della Super Giovane Castelbuono. Santiago, il tuo gol mancava dalla partita contro il Mazzara 46, quanto ti è mancato il gol? Vabbè, per un attaccante sempre quando non fai gol da tanto tempo ti manca, però ero tranquillo perché sia i ragazzi che il mister e la società mi hanno dato sempre fiducia, e anche se non facevo i gol vincevamo, e quindi sempre è uguale chi fa i gol. Sul primo gol Laureano aveva tutta l'opportunità di calciare e trovare il suo gol personale, invece ha servito Teinere di rigore e per te non ci sono stati problemi. È stato grazie anche all'alchimia che si è creata Sì. tra te e gli argentini soprattutto. No, non è argentino, pure i ragazzi italiani, qua tutta la squadra ci vogliamo bene tra di tutti, e penso che Laureano aveva questa cosa in testa pure, che non segnava un bel po' di tempo, e adesso se la metto dentro e grazie a lui hanno fatto il
Squadre che rientrano in campo. Ricordiamo il punteggio 1-0 per gli Athletic Club Palermo, che nel primo tempo hanno fatto una grande partita, poche le occasioni per i Delfini. Gli Athletic Club sopra di uno potevano sicuramente allargare a più gol il vantaggio, invece è rimasta in partita la squadra di casa, e vediamo adesso come approccerà proprio la squadra che batterà il primo pallone di questo secondo tempo, questa seconda frazione di gioco che è appena cominciata, con Anania che è già partito sulla fascia destra, ha provato una Veronica che però non gli è riuscita. E palla che arriva a Natale, Tarantino lo ferma molto bene, il numero 3. Di Giovanni con la tocca su Tarantino, calcio di punizione per gli Athletic Club. Proprio lungo Tarantino per Busardo, Clemente attaccato, Riviggio si impegna, la palla termina comunque di rimessa laterale. Sono cadute un po' di gocce di pioggia a fine primo tempo, questo sicuramente non ha aiutato il campo, che non è proprio nelle condizioni migliori. Infatti voi potete vedere c'è anche qualche scaramuccia fra i ragazzi in campo. Sto dicendo, potete vedere dalle immagini qualche zanghera di troppo, sicuramente non aiuta i protagonisti del match. Campo abbastanza pesante. È già sul pallone viola. Va il numero 8, destro, tranquillissimo Faso. Palla a sinistra per Mongiovi che ara la fascia, è salito, è partito il numero 3. Palla lunga per Orlando dentro l'area di rigore. Bella chiusura, diagonale difensiva di Tarantino. Non ha dato calcio d'angolo il direttore di gara. Inspiegabile questa decisione. Si lamentano tanto i padroni di casa. Tarantino rischia sul pressing di Natale che mette dentro Martino, poi Orlando. Colpito in pieno Martino, ma non rischiato gli Athletic Club Palermo in questa occasione. Poi Viola, Busardo sempre a far la lotta contro Alberelli, che ricordiamo è già ammonito. Se n'è andato il numero 9 alla grande, si è girato, calcia. Faso tiene il pallone lì, ma ha rischiato tantissimo qui l'Athletic Club con la conclusione di Orlando che ha colpito in pieno Martino. Poi dall'altro lato Busardo si è creato da solo una chance per la conclusione, ha parato con tranquillità Faso. Martino lancia lungo Anania che fa scorrere, rimane a terra. Anania si è fatto male probabilmente, forse crampi, speriamo niente di grave.
Allora, c'è bisogno del cambio per Anania, che esce il numero 11 ed entra il numero 17 D'Amico. Fa proprio lui a restituire il pallone alla squadra avversaria. E allora va Faso a rinviare. Sirchia a lottare, Clemente a toccare, ancora Sirchia all'indietro, Baudo, Cassata, tutto bene di prima. L'azione dei Delfini, poi però Giambona sbaglia, pallone all'indietro. Palla lunga alla testa Mongiovi. Arcoleo con la testa, anche Alberelli, tutti con la testa. Orlando è lui che mette giù, lo presta Arcoleo. C'è fallo sul numero 22. Rimani più qua. Rimani. Lancio lungo di Baudo, Cassata ha recuperato, la palla torna a Baudo, sinistra per Mongiovi che punta, Arcoleo lo salta in velocità, lo ferma Arcoleo con le cattive, calcio di punizione per i Delfini che si vogliono fare vedere ancora una volta dalle parti di Di Martino dopo l'occasione dei primi minuti del secondo tempo. C'è un altro cambio all'Atletic Palermo. C'è Arcoleo. Vediamo chi entra. Forse il numero 15 Alaimo. Sì, esce Arcoleo, entra Alaimo col numero 15. Arcoleo che sta facendo una grandissima partita. Aveva però, attenzione, intanto punizione! E c'è l'autogol incredibile di Di Giovanni che aveva sbloccato la partita e la rimette proprio lui in pareggio. Incredibile! C'è il pareggio dei Delfini in modo rocambolesco col tocco sfortunato di Di Giovanni che fa tutto lui in poche parole. Entrambi i gol sono stati segnati, uno nella porta giusta, uno nella porta sbagliata, proprio dal numero 7 dell'Athletic Club. 1-1, partita di nuovo in bilico, cambio anche per i Delfini. Esce Sirchia ed entra con il numero 30 Agrusa. Quindi Agrusa diventa praticamente a 5 la linea dei Delfini. Arcoleo poco prima del calcio di punizione con l'autogol di Di Giovanni, stavo dicendo, è dovuto purtroppo uscire perché lamentava dei giramenti di testa, probabilmente dopo un colpo subito all'inizio del secondo tempo o alla fine del primo. Attenzione, intanto Busardo. Adesso la partita si è veramente infiammata e ricordiamo è entrato Alaimo al posto di Arcoleo, poi D'Amico al posto di Anania, anche lui infortunatosi dopo uno scatto. Quindi Alaimo e D'Amico tra le file dell'Athletic Club e Agrusa tra le file
dei Delfini al posto di Sirchia. Calcio d'angolo qui per l'Athletic Palermo, battuto velocemente ad Amico, cross dentro di Clemente, Agrestini in qualche modo a metter fuori. Batte D'Amico. Nervi tesi tra Cassata e Martino. Finalmente si può battere questo angolo. Va D'Amico dentro. La palla arriva di Giovanni, il rimpallo ancora di Giovanni, di Martino. Non può entrare nessuno, però spazza e poi fallo in attacco. Guadagnato da Orlando, ma ha rischiato tanto qui la difesa dei Delfini. La palla non usciva dall'area piccola, non usciva dal rigore, avevano calciato 2 volte, prima di Giovanni, poi Martino. La palla però non ne ha voluto sapere di entrare e allora batterà Faso. Agrestini. Passata Giambona a Mongiovi. Bene, incontro Orlando, rimpallo ancora Orlando, adesso si lotta tanto al centrocampo con D'Amico. È passato in qualche modo il centrocampo dell'Athletic Club, rimpallo e controrimpallo. Alaimo ha toccato per Clemente. Voleva il calcio d'angolo Clemente, non c'è però secondo il direttore di gara. Gioca Agrestini, all'avanti a Grusa, per un secondo Orlando, poi a Laimo. D'Amico si gira, mette palla sul mancino, serve a Laimo, si impegna contro Agrestini, vediamo se la tiene in gioco. Sì, Agrestini però è più cattivo, mette palla in mezzo, poi Lanza, colpo di tacco di Baudo, arriva Clemente, finte di corpo su Riggio, prova la giocatone, il numero 10, se ne è andato soltanto per un attimo, ma Riggio ha capito tutto. E allora poi c'è Tarantino che serve Fiore. Palla dentro con la testa Mongiovi e riparte Orlando, anzi no scusate, Giambona che ha saltato il diretto concorrente, poi chiusura in rimessa laterale per i Delfini. Riparte l'Athletic Club con D'Amico, Usardo, Viola ha toccato, ha spazzato Mongiovi, Fiore con difficoltà, Martino si disinteressa del pallone, ci va D'Amico che lotta contro Baudo, viene calcio di punizione. Batterà proprio D'Amico calcio di punizione. Batte D'Amico il mancino dentro, Martino è arrivato Mongiovi poi che riparte, lo tallona Martino, palla col sinistro per Natale, messo giù, scalciato da Fiore, calcio di punizione per i Delfini.
Baudo lungo. Natale fa scorrere, va Tarantino. Si ferma. Mancino, colpito Cassata. Il rimpallo non va fuori però, poi fa fallo Tarantino su Cassata. C'è anche il giallo per Tarantino, che ha fatto un brutto intervento su Cassata. Batte Mongiovi. Questa punizione, giusto farla battere a un mancino a rientrare. 2 in barriera per Di Martino. A Mongiovi, un tiro cross. Clemente a far da difensore. Poi Natale mette palla in rimessa laterale. Dai raga. A Tarantino a battere lungo. Di Giovanni con la testa a lottare viola contro Baudo. Di Giovanni è passato in qualche modo. Si impegna Di Giovanni. Agrestini a chiudere. Baudo, Viola lo pressa, non si gira. Clemente gira il pallone per D'Amico, ancora D'Amico, palla sul mancino, non calcia, ancora finta, D'Amico si sposta il pallone, voleva cercarsi lo spazio al limite dell'area, poi Cassata fa una bella giocata, Natale lancio lungo, c'è Martino, Natale con salto di testa, arriva la palla a Clemente, che trova la giocata, si butta, non c'è fallo, palla per Orlando che la tiene, bella giocata sul Fiore, anche Natale punta sul Fiore, non c'è nulla per l'arbitro, adesso si sta un po' nervosendo la partita e qua ha fatto fallo Orlando. Tra Tarantino a mettere questo pallone dentro. Parte il 3 forte dentro, Busardo col tacco, poi Riggio a spazzare, Orlando a stoppare in qualche modo, Tarantino a metterla lunghissima, non arriva nessuno, ci arriva D'Amico che la mette giù, poi lo pressa Grusa, è arrivato Mongiovi a guadagnare rimessa laterale. Proprio Mongiovi con le mani. Martino, poi all'Aimo a lottare contro Giambona, la recupera Giambona, va al 91, fermato da Lanza, poi Martino, va a lungo, la palla non esce, Mongiovi col tacco, Busardo, sempre lui a far da pivot, poi lancio lungo di Clemente, bello per D'Amico, Agrestini ha capito tutto e spazza, la palla non arriva da Grusa, Clemente vince il rimpallo, ancora Grusa, Viola recupera Di Giovanni a lanciare D'Amico, area di rigore per il 17, finta, saltato l'uomo, D'Amico, parata tranquilla di Faso, poteva far meglio in questa occasione D'Amico, che però devo dire aveva saltato molto bene Agrestini. Poi lancia lungo Faso, Tarantino al volo, Amico a lottare, Mongiovi con la testa, Cassata contro Alaimo, scarico su Agrestini
che cambia tutto per Natale. C'è Tarantino col petto, palla per Viola, si è inserito Baudo a recuperare bene, poi il Riggio avanti, Orlando spalla alla porta, tocco all'indietro, ancora Riggio, si è inserita avanti Cassata, non arriva, c'è Martino, Di Giovanni ribalta il fronte, salta Baudo, non Riggio, invece sì col rimpallo, Tarantino sulla di sinistra, mette palla sul destro, fermato, calcio di punizione guadagnato al numero 3. Azione d'Athletic Club Palermo che adesso può essere ancora più pericolosa con la punizione da buttare dentro sempre sui piedi di Clemente. Abbiamo le due in barriera, il portiere Delfini, il numero 10 Clemente, il capitano sul pallone, batte lui dentro rasoterra, era bella l'idea, c'è Baudo però a fare buona guardia, batte Clemente, sì, per Tarantino, chiama il cambio la squadra avversaria, non c'è nulla, poi se ne poteva andare Fiore che però ha perso il rimpallo, cioè quindi rimessa laterale per i Delfini. Natale con la testa, la palla rimane ancora in rimessa laterale, stavolta però per l'Athletic Club. Tarantino centrale, Orlando tocca, Natale spazza, si impegna Giambone, va a rincorrere Martino che alza il pallone, non va a Fiore, Giambone l'ha toccata per un attimo, vediamo se va a pressare Tarantino, sì, e la tiene in gioco, poi Orlando, sotto fallo su Fiore. A lungo Tarantino, ha capito tutto bene, Agrusa, poi Natale, deve cambiare tutto per Giambone che non ci può arrivare, Baudo sbaglia il pallone per Natale, allora Tarantino va lunghissimo, incredibile il pallone ovviamente per Busardò, c'è Faso, la palla tra le mani che rinvia lungo, con la testa Laimo, poi non riesce ad anticipare, Agrusa, Clemente, Clemente ha fatto fallo. Si chiariscono Clemente e il direttore di gara. A pressare Clemente, la palla arriva da Grusa, avanti Giambona, tocco all'indietro per Bongiovi, Orlando pure di prima, la palla su quel lato del campo è veramente difficile da controllare, rimbalza malissimo, e la rimessa laterale è stata affidata all'Athletic Club. Bongiovi a recuperare un altro pallone, i terzini sinistri delle due squadre oggi stanno facendo veramente una grande partita. Orlando lotta con Fiore, si è fatto male il numero 22 e rimane a terra.
Si è rialzato Orlando, che però esce dal campo ed entra col numero 11 Marsala, che prende il suo posto. Anche lui dovrà andare a fare la lotta con Martino e con Fiore. Alla lunga subito proprio per Marsala, che si gira bene su Fiore. Valdo a lottare i due. C'è Tarantino, si prova a girare Busardo, a Gruso in qualche modo, passa, la palla arriva comunque a Lanza, che col tacco serve D'Amico. Clemente non si riesce a girare e batte subito Clemente per Viola. Di Giovanni prova a girarsi, Riggio attentissimo. Clemente qui forse doveva aspettare un attimo prima di battere velocemente, perché poteva essere un pallone veramente importante per i suoi da buttare dentro, o comunque provare la conclusione al limite dell'area. Poi Fiore se ne va in percussione offensiva, palla per Busardo, Baudo e poi Giambona lascia scorrere, Tarantino lo pressa e passa sempre Tarantino alla grande, il numero 3, giocatona. È il terzino dell'Athletic Club, che non sembra veramente un terzino, sembra un trequartista. D'Amico, poi si sposta il pallone e calcia Alberelli e la palla arriva a Busardo, che esce dall'area di rigore. Palla di Alaimo per Lanza, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Allora la palla lunga per Marsala, si stacca Martino, sbaglia il tocco per Cassata. Marsala che non ha toccato bene il suo praticamente secondo pallone del match. Poi gamba tesa di Busardo e fallo e possesso per i Delfini. Cambio però per l'Athletic Club, esce Viola ed entra con il numero 14 Billeci. Lancio lungo con la testa, ha toccato Cassata solo per un attimo. Billeci tocca il primo pallone della sua partita, poi spara la porta a Busardo, guadagna calcio di punizione. C'è già Alaimo sul pallone, lascia però a Billeci. Passa al centro di Billeci, si era coordinato di Giovanni, poi Baudo a mettere fuori Giambona, si impegna, non la tiene in campo però. Con le mani dentro la palla Busardo non tocca, Giambona spazza Martino a far buona guardia, poi Billeci di Giovanni allarga tutto per la conclusione di Fiore, che era salito e ci ha provato l'Athletic Club, che sta alzando di molto il pressing, di molto le azioni offensive, la pericolosità offensiva soprattutto, perché vuole andarsi a prendere i 3 punti. Delfini che dopo il gol del pareggio hanno fatto difficoltà, hanno avuto difficoltà nel creare azioni dalle parti di Martino. Ma altro cambio per i Delfini, esce col numero 10 Natale,
Vediamo chi entra col numero 90. Salvo. Billeci recupera. Poi Costa. No, scusate, non Costa. Malanza. Poi Alaimo. D'Amico. Altra bella finta. Mette palla dentro, non arriva Billeci. Palla spazzata in rimessa laterale. D'Amico protegge palla, non c'è fallo. Riparte Giambona, ha recuperato Lanza, ancora D'Amico, serve Billeci. Ancora Billeci, palla sul sinistro. Servito di Giovanni. Prova la finta, saltato a riggio di Giovanni, dentro! In ritardo Alaimo, si è inserito poi D'Amico. Palla in calcio d'angolo, spingono gli Athletic Club. Calcio d'angolo che batterà D'Amico. Va lui col mancino. Busardò ha toccato e la difesa dei Delfini ha spazzato. Poi Billeci rimette dentro. Mongiovi con la testa di Giovanni, mette a terra, vuole farsi spazio al limite dell'area, non calcia. La palla arriva da Laimo, ancora lui, bella finta di Fiore, giocata, entra in rigore, rimpallo vinto. Ma la palla non può entrare oggi per i bianchi. Stanno creando molto ma non riescono a trovare lo spazio per calciare. Laimo ha cambiato fascia di Giovanni, si è inserito, perde il rimpallo poi su Alberelli. E c'è rimessa al fondo allora per Faso. Palla lunga per Salvo di Giovanni, palla alzata per Busardo. Alberelli a far buona guardia, poi Tarantino sul pressing di Marsala spazza, Riggio non la stoppa neanche e la mette lunga per Giambona a saltare. La palla arriva per Baudo, Marsala mette giù, Tarantino si è inserito, Salvo, cassata, palla per Marsala, entra in rigore, Marsala mette dentro, l'ha toccata Giambona, ma con tranquillità riparte l'azione degli Athletic Club, con Busardo che scambia bene per Lanza che si era inserita, della salito bene, ha guadagnato rimessa laterale. Proprio Lanza con la testa Mongiovi a spazzare, cassata, Martino lunga sul pressing di Marsala, mette giù Salvo, poi Baudo, Giambona va a lungo, Marsala si stava impegnando, Martino la colpisce il direttore di gara e c'è cambio, un altro per gli Athletic Club. Vediamo chi esce. No, sarà fatto dopo il cambio. Martino ha già regalato palla agli avversari, nello specifico a Mongiovi che è partito sulla fascia destra e si scontra proprio contro Martino e guadagna Mongiovi la rimessa laterale. Vediamo chi esce. Entra col numero 13 Tornambè ed esce Alessio Lanza col numero 2. Quindi c'è adesso Tornambè sulla fascia destra dell'Athletic Club. Martino a pressare Marsala, palla che arriva a Billeci, tocco bello per Alaimo, parte lui in campo aperto, Alaimo, rincorre Natale che la tocca, lo tocca quanto basta per fargli perdere l'equilibrio, poi proprio Natale, scusate, Salvo, scusate,
Ancora Mongiovi, lo pressa Alaimo e se la va a riprendere. Mongiovi scivolata brutta su Alaimo che aveva recuperato. Calcio di punizione per l'Athletic Club è giallo per Mongiovi, giusto a mio avviso. Andrà sempre D'Amico a battere col suo mancino. A rientrare D'Amico, palla dentro, non tocca nessuno, arriva Martino, poi Alaimo, bella finta, mette palla dentro. Alberelli a spazzare, Tarantino, il suo uomo, non deve rischiare sul pressing di Marsala. Ancora Tarantino, gliela ruba Marsala solo per un attimo, se ne esce come sempre, palla al piede Tarantino con eleganza, poi calcia, ci ha provato Tarantino, ha lasciato scorrere passo. Lancio lungo, Baudo, tocco per Riggio. Ha chiuso bene Di Giovanni che riparte, sciocchezza di Riggio. Baudo, chiusura fantastica del numero 6 su Di Giovanni. E poi spazza Alberelli in rimessa laterale senza Fronzoli. Batte Tarantino con le mani, incontro Clemente, spalle alla porta, vediamo se gliela tocca. Sì, col tacco Tarantino mette dentro il cross, non arriva nessuno, poi spazza Agrusa e riparte il contropiede dei Delfini. Palla di Giambona per Marsala, potevano sfruttarlo meglio in queste occasioni blu. Giambona, palla avanti, cassata Marsala, salvo dall'altro lato, palla che arriva Mongiovi, mette giù, rischia sul pressing di D'Amico che gliela ruba. Mongiovi deve fare attenzione, ovviamente, perché è già ammonito. Lungo con le mani, torna Agrestini, spazza via, dove Marsala, tocca, cassata, è partito Giambona, fiore lo Strattona e non c'è nulla per il direttore di gara che non ha visto allungarsi la maglia. Poi Martino lungo, ancora a fare la guerra là davanti, ha chiuso Salvo, poi D'Amico, calcio di punizione dei Delfini. Si è segnato il gol. Palla all'indietro per Alberelli che ha spazzato, palla recuperata dal centrocampo degli Athletic Club. Clemente ha messo giù e poi ci ha provato col destro il solito Busardo, ci sta provando in tutti i modi. Alaimo in qualche modo, Busardo ancora a lottare contro Alberelli, tiene il pallone, Clemente, lungo linea per D'Amico, ha capito tutto Mongiovi che va a lungo, Marsala fa scorrere Martino, ancora birra in corpo per andare a recuperare e a sgasare Busardo, Alaimo, c'è Tornambè alla sua destra, Anzino e Clemente, mette dentro Agrestini a chiudere in calcio d'angolo, anche lui con i crampi. Calcio d'angolo per i bianchi che vogliono andarsi a prendere questi 3 punti che sarebbero vitali.
85 sul cronometro, adesso 86. Clemente mette palla dentro, Martino invece Fiore, anticipato addirittura Martino e paratona di Faso che nega il vantaggio all'Athletic Club. Panchina l'Athletic Club arrabbiatissima, sconfortata, delusa per questa parata. Fino a questo momento salva il risultato di Faso sul terzo tempo di Fiore, che era salito alla grande. Poi Marsala in qualche modo la tiene e ricomincia da Mongiovi che va a lungo per Salvo. Fiore spazza col tacco Billeci, poi Di Giovanni, Baudo a recuperarla. Grusa mette giù in qualche modo. Mongiovi lo pressa D'Amico, è passato Mongiovi, ancora il numero 3, si fa tutta la fascia Mongiovi, non l'ha tenuta però in campo. Sarà quindi rimessa laterale Athletic Club. Torna a me con le mani, Clemente a far la sponda, all'indietro bella, D'Amico prende il centro del campo, serve Billeci, di prima Tarantino, sempre lui a sgasare. Di Giovanni servito adesso, sovrapposizione di Tarantino, Di Giovanni prende il centro del campo, vince il rimpallo, ce l'ha ancora lui, si fa vedere Tarantino, non lo serve, finta di Giovanni, saltato il diretto avversario, poi la palla arriva a Billeci, non salta però Marsala che se la va a riprendere, anche Salvo lotta, calci di punizione Delfini che però stavano partendo in contropiede e avrebbero potuto far male. A lungo Riggio, la testa di Giovanni. Riggio con le mani. Va Baudo, Tarantino, Fiore esce palla al piede, va a Riggio lungo, torna a me, prende palla e prende anche campo. Clemente alza la palla con eleganza per Alaimo, palla servita per D'Amico sul suo mancino, tiro cross. Si arrabbiano tantissimo i suoi compagni. Clemente ammonito per qualche parola di troppo. Alla lunga di Faso per Cassata che forse esagera. D'Amico lungo linea, torna a Beck, si è sovrapposto bene, esce Faso e si va bene di Giovanni. Faso lungo, Salvo con la testa, Alaimo non arriva, palla arriva a Marsala che ha preso un calcio di punizione importante questi ultimi minuti di match. Vediamo se i Delfini riusciranno a spuntarla proprio al photo finish, questa punizione che potrebbe essere veramente importante. Palla dentro di Baudo, non alzata a sufficienza. Clemente spalla alla porta, lo presta Grusa. Ci torna Clemente ha il problema di girarsi, lo ferma Grusa e la recupera Cassata, bella finta,
Palla dentro, ancora Cassata dentro il rigore, non calcia Cassata sul tocco di Giambona ed esce Martino, ma hanno rischiato gli Athletic. Poi ancora Martino, ha fatto fallo Giambona, battono veloce gli Athletic, rischiano tanto da ultimo uomo. Fiore con Martino che è rimasto a terra, non si fermano i compagni, fischia allora l'arbitro. Ma che hanno combinato l'Athletic Club? Hanno battuto velocemente. Fiore da ultimo uomo ha rischiato di perdere la palla e di lanciare i Delfini in contropiede. Follia degli ospiti. Amico servito, la tiene in campo, scivola fuori gioco. Il direttore di gara non sembra proprio d'accordissimo l'amico. Fatto sta che però c'è punizione dei Delfini. Lancio lungo, batta ancora Laimo, in pallo rimesso a Athletic Club. Dentro la palla, arrivi al limite dell'area, ancora D'Amico, serve Tornambè, la mette dentro, rimpallo con la testa, fallo in attacco e respirano i Delfini. L'Athletic Club vuole andarsela a prendere questa partita in tutti i modi, ci ha provato, non è riuscita a rendersi troppo pericolosa alle parti di Faso, se non con quel bel colpo di testa di Fiore incredibile, ha parato in occasione del portiere dei Delfini. Lancio lungo, ancora Laimo a riconquistare, se ne va il 15, anticipato bene da un sontuoso Mongiovi che sta facendo una partita clamorosa e poi lancia via il pallone praticamente senza guardare, che arriva a Di Martino, serve Martino, vediamo quanto avrà dato di recupero il direttore di gara. Laimo, D'Amico, la palla è ancora dentro, se ne va D'Amico, calcio d'angolo Athletic Club che ci prova fino all'ultimo secondo, fino all'ultima occasione, va proprio il 17 D'Amico a metterla dentro, addirittura Di Martino voleva andare a saltare il portiere, aveva chiesto al proprio allenatore, sta ancora chiedendo. Niente, non sale Di Martino per questo tempo. Problemi sul posizionamento del pallone sulla bandierina. Va D'Amico, si sbraccia in area di rigore. D'Amico dentro! Di Giovanni con la testa ci ha provato. Lui che è stato il mattatore in positivo e in negativo per l'Athletic Club. Ci aveva provato. Ancora lui con la testa. Palla lunga di Faso. Cassata con la testa. Clemente ad alzarla. Non va a lottare stavolta Busardò. La palla arriva a Marsala. Spalla alla porta. Lancio lungo per Giambona che ancora non si è fermato un attimo. Tornambello chiude. Martino a spazzare. E finisce qui la partita, finisce 1-1 tra Athletic Club Palermo e Delfini Sporting Arenella, che guadagnano un punto contro la seconda in classifica. Bella partita, vi saluto e una buona serata da Viesgrave.